Va ora in onda la rassegna stampa. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist, the time is here. Yeah, round and up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Man, twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Twist, Who's that flying up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! Is it the twister? Yeah! Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again. Twist, the time is here. Yeah, round and up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Then come on, twist again, like we did last summer. Girl, let's twist again, like we did last year. Come on, let's twist again. Twist, the time is here. Let's twist again, like we did last summer. Sì, balliamolo ancora il twist per quest'ultimo giro, come abbiamo fatto anche l'anno scorso. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa estiva. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 3 agosto dell'anno del Signore 2026. Al mio orologio sono le 8:42 e una manciata di secondi. Vi chiedo scusa, abbiamo avuto un piccolo contrattempo tecnico, ma ce l'abbiamo fatta. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, video pillole e molto altro ancora. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zap o il WhatsApp, che dir vogliasi, oppure 0292947222 quando ve lo dirò io, e cioè dopo le 9:30, perché oggi, lo sapete, è entrato in vigore il palinsesto estivo, quindi come sarà la nostra mattinata? 30, 10:30 il sottoscritto, tra le 10:30 e le 12 ci saranno alcune repliche e poi da mezzogiorno alle 14 tornerà la Capitaneria di Porto. Riapriamo i nostri uffici fino a venerdì 14 di agosto e naturalmente nella nostra Capitaneria di Porto, sì, ci sarà l'attualità, ma ci sarà anche, come è giusto che sia, il 3 di agosto del sano cazzeggio. Quest'anno avremo, come sempre, il mercatello, nel quale vedremo il meglio del trash degli anni 70 e 80, ma avremo anche il nuovo cinema Dan, al nuovo cinema di Tony Dan, cioè il sottoscritto, parleremo di film che, diciamo, più o meno si vedono abbastanza con piacere d'estate, che ci permettiamo di suggerirvi. Quello di questa sera è Mediterraneo, di Gabriele Salvatore e Sanno di Grazia.
1991, non 1985, 85 è un'altra cosa. Va bene, io voglio salutare e ringraziare il nostro pescatore di magiche onde che mi permette di andare in onda, che è appunto l'immenso Simone. Mattinata abbastanza interlocutoria se parliamo dei titoli dei nostri giornali, perché solo il Corriere apre con la disgrazia in Perù di questa famiglia che è precipitata con l'aereo, questo gruppo di italiani precipitato con l'aereo. Dopodiché abbiamo naturalmente Ceuta e tutta la polemica sull'immigrazione e le polemiche sul 2 agosto, perché Giorgia Meloni ha parlato di atto terroristico e puntualmente da sinistra fanno la punta ai pali e dicono no, bisognava dire terrorismo neofascista. Questi sono quelli che chiamavano le Brigate Rosse sedicenti Brigate Rosse, ora vanno a dare lezione agli altri. Va bene, allora noi cominciamo con le agenzie, eccoci qua, l'ANSA, Medio Oriente, Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran anche sul nucleare, bene, così lo prendono per il culo ancora per qualche 30-40 giorni, così si riarmano meglio. L'annuncio su Truth, ho accettato la richiesta su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, totale apertura dello stretto di Hormuz, fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Credici. Incidenti stradali, tragedia sulla Terni Rieti, 6 morti e 34 feriti in uno scontro. A ovest di Pantelleria, una nave della Marina italiana a bordo una petroliera della flotta ombra russa. Torneremo su questo argomento perché è un argomento molto importante ed è un traffico illegale che si svolge nel Mediterraneo e quindi la cosa ci riguarda e come. Questo è lo strumento, la lifeline che permette ai russi di continuare a guadagnare 4 soldi per continuare a mandare a morire gente in Ucraina. E europei di nuoto, Chiara Pellacani strepitosa, doppietta d'oro. E poi il reportage, l'angoscia tra i migranti nascosti a Ceuta, voglio solo lavorare, giovani senza cibo e impauriti, ho imparato il mestiere di elettricista, sogno l'Italia. Figlio mio, perché non sei entrato regolarmente che ti avremmo accolto come si deve? Ucraina, Mosca, l'attentato al ristorante per intimidire gli italiani. Tajani, balla colossale, 5 i morti ai balzi rossi. Ritrovato poi sul Broad Peak in Pakistan il corpo della leggenda dell'alpinismo Nirmal Purja. Andiamo a dare anche un'occhiatina alla BBC, così vediamo che cosa accade nell'universo mondo. Eccolo qui. La BBC apre con le proteste che si stanno svolgendo in questo periodo nel Kashmir, la parte appunto di Kashmir amministrata dal Pakistan. La BBC arriva in esclusiva a Rawalakot, scena di lotte violente tra le forze di sicurezza e i manifestanti nel Kashmir. Poi Trump suggerisce che, diciamo così, dice che ci saranno nuovi colloqui con l'Iran e che cominceranno lunedì. E poi si parla di due equipaggi, di 2 membri dell'equipaggio che sono morti dopo la collisione tra 2 elicotteri dei vigili del fuoco in Grecia, mentre invece è sopravvissuto il pilota britannico. C'è stato questo scontro tra elicotteri dei vigili del fuoco perché, come sapete, la Grecia in questo periodo viene squassata anch'essa dagli incendi. Ragazzino malese a processo per aver ucciso una ragazzina a scuola. Questo caso di alto profilo ha scioccato la Malesia e ha acceso il dibattito sull'effetto dei social media sui ragazzini. Beh, la coglioneria comunque non vi preoccupate, c'era già prima dei social media e naturalmente aveva modo di sfogarsi in maniera abbastanza chiara e precisa. Il problema di fondo è che si può essere stupidi anche senza bisogno dei social, perché c'è una storia incredibile che arriva da Varese di un tizio che ha ammazzato uno semplicemente perché credeva fosse un rivale in amore. E invece la sua ex si era fermata perché aveva la macchina in panne e stava semplicemente chiedendo aiuto e quel povero disgraziato si era fermato a darle una mano. Ecco,
direi che il premio minchione del giorno lo possiamo dare a questo signore. Andiamo a vedere, signore si fa per dire, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Allora, dovremmo averla questa prima pagina, vediamo se ce la facciamo. No, non ce l'abbiamo. Il Corriere della Sera, sì, eccolo qui. Il Corriere della Sera, Perù, 2 famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è la scatola nera. Il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le 7 vittime? Io mi limiterò come sempre alla cronaca perché questi 7 morti sono ancora caldi, non hanno avuto il tempo di essere pianti dalle loro famiglie e già dobbiamo scoprire quali erano le loro passioni e che cosa sognavano. Non sono morti che ci appartengono, appartengono prima di tutto ai loro familiari. Quindi io mi limiterò alla semplice cronaca. Per rispetto a questi morti, migranti verso il vertice, il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, l'analisi di Bruxelles, allarme della UE, a Ceuta un atto di guerra ibrida, l'altra tragedia, 6 morti a Terni nello scontro camper-pullman, la Premier, terrorismo, Schlein studi la storia, strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la rettrice di Modena, perché dico di sì all'uso dell'IA nell'università, cioè dell'intelligenza artificiale. Un caso lo show comico di Amanda, la Knox, ve la ricorderete, Amanda Knox per il caso di Perugia della povera Meredith Kercher, mette in scena la sua vicenda giudiziaria, la famiglia di Meredith siamo allibiti. Gli allenamenti di Carlos, iconi sugli occhi, così Alcaraz prepara il ritorno. Diremmo innanzi, il Domani, eccolo qui, il Domani che fa un'inchiesta croccante, signori. Primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. L'inchiesta di Domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori. Nella classifica spiccano 7 membri dell'esecutivo, 9 sessi contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leader leghista è il più prolifico, ex equo tra la Premier e il titolare della difesa. L'Italia snobba le direttive dell'UE. Andiamo a vedere poi nell'anniversario della strage, la Premier dimentica che la matrice fu neofascista. Bologna, allergia della destra per la storia. Bologna non dimentica il dolore, l'orgoglio, la storia. Vedete la fotografia di tutta Bologna che sfila e non dimentica il corteo per il 46esimo anniversario della strage di Bologna, anche la nipote e la sorella di Fakir. Poi c'erano le bandiere Propal, poi c'era... Io vorrei capire che cosa c'entrino le bandiere palestinesi con la morte di 85 innocenti colpevoli di aspettare il treno alle 10:25 di sabato 2 agosto del 1980. Veramente, che cosa c'entra Fakir e la sua vicenda su cui si devono pronunciare i giudici? Che cosa c'entra questo con 85 morti sui quali tra l'altro la giustizia ha fatto il suo corso e ha detto che sono stati Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Che cosa c'entra tutto questo con gli appunti che sono stati trovati di Licio Gelli? Che cosa c'entra? E vogliono dare lezioni di storia a qualcuno. La storia è di tutti. La storia siamo noi. Ma non si può, benedetti Dio, fare ste sceneggiate. Studia la storia, la Schlein, ti prego, veramente, dai. Veramente, il principale partito di opposizione gestito come un'assemblea del liceo, giuro, veramente, il clima mi pare la stessa cosa. E questi vogliono governare un paese. Il Fatto Quotidiano, signori, eccoci qua, settimana di passioni, dossier aperti alla maggioranza a pezzi prima delle ferie, Del Mastro, Armi, Preferenze e Conte, le mine delle destre. Vedete, stamattina non c'è un'unità nelle aperture. Il Fatto Economico, perché quei prestiti safe, i prestiti appunto per le armi, non ci fanno risparmiare. La storia era prevista in Spagna nel 1936, ma poi arrivò Franco, l'Olimpiade antifascista che non ci fu, perché appunto ci fu l'alzamiento, il colpo di Stato da parte di Franco, l'inizio della guerra civile spagnola e l'inizio anche ai 39 anni di dittatura terminati il 20 novembre del 1975. Il giornale del lunedì, eccolo qui, allarme invasione, Sanchez trema, l'UE con Meloni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere,
Arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per migranti in Africa e Armenia, c'è il primo sì di Bruxelles, ma guarda un po'. Il mistero del Mediterraneo, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera. La nave Town di Revel, l'ammiraglia dell'operazione UNAVFOR Med Irini, ha effettuato ieri mattina un controllo nelle acque vicine a Pantelleria sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. L'imbarcazione naviga dichiarando bandiera del Camerun. E poi chi non muore si rivede, signore e signori, intervista a Luigi Di Maio, Roma stimata nel Golfo, Grillo critica i 5 Stelle e come dargli torto. Parla Luigi Di Maio, rappresentante UE nel Golfo Persico, sono stato lì per 60 giorni, ho trovato sempre apprezzamento per la linea del governo italiano. Meno male, c'è stato 60 giorni, pensate che questo è in quell'incarico da più di 2 anni. Comunque, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Le ingerenze estere, se i migranti diventano arma politica, lo scrive Gian Michelessin, e a Bologna il PD marcia coi parenti di Fakir, Giuseppe Alberto Falci. Il 12 di agosto ci sarà l'eclissi totale di sole attesa in Italia da decenni. Il Tempo, diretto dall'immenso Daniele Capezzone, eccolo qui, Giorgia non perdona, Sanchez era stato avvisato. Al Consiglio europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo. La maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso Ceuta. La ricostruzione del nostro giornale, i compagni sono disperati, l'autogol del loro idolo li ha gettati nella disperazione. Pietro De Leo, intervista Malandi, Fratelli d'Italia, con le sanatorie di Pedro a rischio pure welfare e sanità. Matteo Cassolli, il miracolo in Spagna c'è solo nei salotti di sinistra. Gian Cristiano Desiderio, a Ceuta è fallito il socialismo europeo. La verità sulla pandemia, commissione Covid, scatta l'ora di Conte che però non ha ancora dato le sue dimissioni. L'intervista a Tajani, voteremo la legge elettorale ma vogliamo scrivere insieme l'emendamento sulle preferenze. 46 anni fa la strage di Bologna, impegno di Meloni, fare luce, ma alla sinistra che frigna, non basta. Le nuove tensioni in Val di Susa, la polizia blocca il corteo Notav, identificati oltre 100 militanti. Liberare tutto, niente scontri per gli abusivi, il giorno del verdetto per lo spin time occupato, oggi incontro decisivo tra Campidoglio e proprietà, la palla a sindaco e prefetto, ne scrive la brava Francesca Musacchio, tra vecchi, giovani, qualcuno al mare, ecco i leader antagonisti dei Noartri. E poi l'esodo del Lazio, bagno di folla per la libertà, i laziali invadono Ascoli. Stamattina non c'è il momento più divertente della rassegna stampa, ovvero sia, lo sapete, Osho, pazienza, probabilmente lo troveremo domani. Però Sanchez fa già abbastanza ridere di suo. Tra l'altro ha pubblicato, vedete, nel momento in cui c'è uno sconvolgimento totale in Spagna e in Europa, questo galantuomo ha pubblicato un video sui social nei quali lui, molto elegante, molto amicone, molto simpaticone, ci spiega qual è la sua playlist per l'estate. Aspetta un attimo che me lo segno, l'aggiungo all'elenco delle cose di cui non me ne frega niente, scusate che lo scrivo, potete sentire anche il grattare del pennino sulla carta, ecco qua, la playlist di Sanchez per l'estate. Ecco, l'ho aggiunto alla lista delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente. La Repubblica, signore e signori, Bologna, 2 agosto, la verità negata, la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri UE di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi, commercia la danese Frederiksen. È appena il caso di ricordare che il governo di Rishi Sunak, e già ci aveva cominciato a lavorare Boris Johnson, aveva preparato l'accordo proprio con il Ruanda per fare i centri di
espulsione, esattamente come vuole la Meloni. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni Rieti, e poi le vite spezzate di 2 famiglie cresciute nell'amicizia e ai viaggi, 7 italiani morti nell'incidente aereo in Perù, in una foto scattata prima della partenza. La Stampa, eccolo qua, La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no dalle armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie e lì si decide la linea, Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Minchia. E chi sei? Mandrake, 2 agosto, matrice fascista, la Premier non lo dice, quel giorno a Bologna io rinata sotto le macerie, Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, il caso Spin Time a Roma, in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile, dallo sgombero alla strada, caldo e siccità trasformano la capitale inglese, se anche Londra getta via l'ombrello. Chiudiamo con La Verità, Libero, Italia Oggi, La Verità, la Meloni detta la linea alla UE, gli africani tornino in Africa, in contrapposizione alla sanatoria Yes, esattamente, di Sanchez. Domani in Europa si discuterà la proposta italiana di creare degli hub di rimpatrio in Ghana, Tunisia, Libia. Bruxelles apre, la Francia resta contraria. Abbiamo poi Libero, pagliacciata sulla strage, a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie. Dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira del PD. Andiamo a vedere Italia Oggi 7, c'è un tema molto succoso, questo lunedì 3 di agosto, voglio salutare Marino Longoni, Silvana Saturno, Roxy Tomasicchio e tutti gli amici di Italia Oggi 7, ok ai patti prematrimoniali. Superato il divieto vigente fino a qualche anno fa, la giurisprudenza di legittimità li sta ormai ammettendo in modo sempre più ampio, pur entro limiti e condizioni. Marino Longoni commenta da par suo, si può fare, ma cum grano salis, non nel senso di ilaria, ma nel senso di saggezza. Le 9:01, adesso pausa, ci sentiamo Lucio Battisti, la metro, eccetera, e poi torniamo con Riccardo Molinari per il Qui Parlamento, faccia a faccia, consueto, lui sarà con noi anche il 10 di agosto. Vai pure Simone, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. La metro dei riflessi, gli sguardi verso il vetro, gli appositi sostegni verticali. Le maniche fatali lì discendono e quelli orizzontali in alto i polsi e gli orologi viaggiano da soli. La metro, i seduti di fronte sono semplicemente gli avanzati dal viaggio precedente che andava dove vanno tutti i presentimenti, eccetera. In un soffio di porta fa l'ingresso la bella incatenata a testa alta. Invece i viaggiatori sono entrati col capo chino e l'umiltà dei frati, bella incatenata dai suoi stessi ormeggi, la cinghia della borsa
e stringe mosce, fasce di camoscio e stratagemmi dei morbidi tormenti d'organzino. Si fa la trigonometria nei finestrini corrispondenti agli occhi alessandrini di lei che guarda fissa un suo sussulto fuso nel vetro, che le ricorda tanto un suo sussulto. La metro piomba nella galleria come un eccetera eccetera, e continua tremante per andare di lettura da un attico mittente tutta giù a pendente. E più di tutti il giornale ti ha successo una scritta in caso di necessità rompere il vetro e tutti i trasgressori saranno eccetera. La metro si avvicina alla stazione prossima e rallenta. I posti a sedere ad occhio e croce, diciamo 36, le scale sono mobili ma le pareti no, e fermi i corridoi, la folla passa e sale. La metro accelera, eccetera, eccetera, e puntini di sospensione. Qui Parlamento. Oh, è alle 9, 5 minuti e 37 secondi. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata della rassegna stampa, ma ci ha raggiunto come ogni lunedì l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno onorevole, buon lunedì. Buongiorno, grazie per l'invito. E allora, si figuri, è sempre il benvenuto. Senta, onorevole, questo weekend la festa della Lega a Cervia, un Matteo Salvini a tutto campo, addirittura tassare le banche per abbassare il prezzo della benzina, mi sembra una proposta interessante. Beh sì, io sono stato a Cervia giovedì e come sempre è un momento di approfondimento politico, di ritrovo con i militanti, in cui si parla di tante cose. Matteo ha ribadito quello che diciamo da tempo. Già la scorsa settimana, quando è stato fatto il decreto per il taglio delle accise sul gasolio, c'era qualche nostro alleato di governo che voleva tassare tabaccai e sigarette, la Lega ha detto di no. Noi siamo ovviamente per fare i tagli, ma senza aumentare nessun tipo di tassa ai cittadini, perché sennò sarebbe come toglierli da una parte e rimetterli dall'altra. Se bisogna andare a recuperare qualcosa, come abbiamo già dimostrato che è possibile fare, l'abbiamo dimostrato in legge di bilancio quando abbiamo ottenuto 5 miliardi extra per la sanità proprio dalle banche, se c'è da tassare qualcuno andiamo a prenderli dalle banche dell'assicurazione. Beh certo, mi sembra chiaro. Senta, che clima ha trovato a Cervia? Insomma, quest'estate politica prelude a un autunno caldo. Che autunno sarà per la Lega, visto che tra l'altro ci sarà anche Pontida alla fine di settembre? Sì, Pontida è per il 20 settembre, sarà l'appuntamento insomma che immagino darà la linea per l'ultimo anno di legislatura, insomma, quindi quello più importante, perché poi si andrà a votare, quindi credo che sia necessario nei mesi che avanzano riuscire a dare delle risposte sui temi in cui non siamo ancora forse riusciti a fare esattamente tutto quello che avremmo voluto. Mi riferisco ad esempio al tema delle pensioni, no? Quello è un tema su cui ci sono grandi aspettative per il lavoro della Lega. Finora non è stato possibile di fatto intervenire, ma auspichiamo che nell'ultima legge di bilancio si riesca a dare un segnale di uscita anticipata. E poi certo sarà, ripeto, come ogni anno elettorale, capiremo poi quando si voterà in primavera, si voterà a scadenza naturale della legislatura, quindi ad autunno 27, però sarà un anno di campagna elettorale, quindi sarà molto intenso. Onorevole, senta, stamattina Repubblica pubblica un interessante
sondaggio a cura appunto di Ilvo Diamanti. Cresce la paura dello straniero, cavalcata dagli slogan della Lega. Per 8 elettori su 10 del Carroccio gli immigrati sono un pericolo. Chi vota per i partiti di centrosinistra chiede un paese più aperto. Mi sembra una lettura abbastanza parziale della posizione della Lega in tema di immigrazione, non trova? È molto parziale, anche perché da una parte noi abbiamo chi dice che non si è fatto abbastanza per contrastare l'immigrazione clandestina, perché comunque c'è stato il decreto flussi che ha fatto arrivare 500.000 persone, c'è chi appunto parla di blocco navale che non è stato fatto. Quindi da una parte abbiamo chi dice che non si è fatto abbastanza, dall'altra c'è appunto, come questo articolo, chi dice che noi fomentiamo la paura, il razzismo e quant'altro. La verità, come sempre, sta in mezzo, nel senso che non è la Lega a fomentare la paura dello straniero, purtroppo è l'esperienza quotidiana dei cittadini ed sono i dati che ci dicono che la maggior parte dei reati viene commessa, vengono denunciati stranieri, quando gli stranieri però sono una percentuale irrisoria della popolazione, e questo è ancora più evidente nei giovani, quindi nei minorenni, dove il 52% dei reati è commesso da giovani stranieri, che sono meno del 14% del totale. Quindi c'è un problema di mancata integrazione, c'è un problema anche di anche comportamenti che non sono magari reati in sé, ma che creano grande allarme sociale, e questo, insomma, chiunque abiti in una città lo sa bene girando la sera, no? Quando vedi gente che vivacca, gente che infastidisce le persone, tutti comportamenti che magari non sono reati, però dimostrano che non c'è un'integrazione e creano di grande disagio. Quindi il malcontento nasce da quello. Questo governo ha fatto molto, perché abbiamo fatto 26.000 rimpatri, abbiamo smantellato quello che era il business dell'immigrazione, che ci costava 3 miliardi all'anno, i famosi 35 euro al giorno dati alle cooperative per tenere anche gli stranieri che non hanno diritto a stare qua. Abbiamo lavorato per costruire grandi centri di identificazione e di espulsione, abbiamo fatto gli accordi con i paesi terzi. Quindi si è fatto tanto, certo è che abbiamo dato nuovi strumenti alla polizia, alle forze dell'ordine per intervenire, con i decreti sicurezza, sui giovani, con i decreti Caivano, i cosiddetti norme antimaranza. Però insomma è un problema che bisogna stare dietro e che bisogna lavorare per risolvere. Quindi non è la Lega, ripeto, che crea la percezione di insicurezza. Purtroppo la frustrazione di chi abita nei centri urbani e convive tutti i giorni con queste realtà esiste, e sta a noi cercare di contenere il problema il più possibile. Senta, a proposito di centri di espulsione, pare proprio che l'Unione Europea sia intenzionata ad accogliere la proposta lanciata da questo governo, per bocca della Premier Giorgia Meloni, di aprire dei centri di espulsione in Africa e in Armenia. Naturalmente levata di scudi al solito di questa sinistra terzomondista, pacifista, che dice non si può imporre dei diktat all'Europa, qua e là, insomma, quando ci ha provato sto governo a fare in Albania quello che ora vuole fare l'Europa, si è trovato davanti giudici di ogni ordine e grado che hanno messo i bastoni tra le ruote. Stavolta farebbe abbastanza ridere se invece questi centri si facessero per davvero e funzionassero per davvero senza avere intromissioni di vario genere. Che ne dice? Beh, è l'Europa stessa che permette di farlo, anche perché giustamente citava lei i centri in Albania, che sono il primo esempio di hub per il rimpatrio dei migranti in paesi terzi, e nonostante le critiche, l'Unione Europea con il nuovo regolamento sui rimpatri prevede proprio che questo sia un modello da perseguire, quindi il fatto di fare dei centri in paesi terzi con delle procedure velocizzate per le espulsioni. E quindi è il governo italiano in questo caso che ha dato la linea e che l'Europa poi ha fatto sua, e quindi l'ipotesi di farne anche degli altri, non soltanto appunto in Albania ma anche in altri paesi terzi dell'Africa o dell'est Europa, certamente va incontro a questa direzione, a questa indicazione che arriva dall'Unione Europea. E lo scopo è quello di dare un messaggio chiaro di risolutezza e intransigenza. Se si arriva in Italia senza avere il titolo a stare qua, non si sta qua, si viene subito portati in uno di questi centri per i rimpatri veloci. E funge anche da deterrente, oltre a togliere la pressione, diciamo, dei centri per gli immigrati nel nostro paese. Chiaramente. Ecco, chiudiamo con la questione Ceuta.
Mi pare che il governo del socialista Sanchez predichi tanta accoglienza, dia la cittadinanza agli immigrati clandestini, però come non è, quando arrivano in 60.000 li respinge tutti quanti, tant'è vero che a Ceuta ne sono rimasti molto pochi. Quindi com'è? Quando i respingimenti li fanno a sinistra sono buoni, giusti e santi, quando li fa la destra è il grande Satana, funziona così? Beh, la verità è che Ceuta è un luogo dove il governo Sanchez respingimenti ne ha fatti sempre, anche in maniera molto violenta. Questo in Spagna è sempre accaduto indipendentemente da chi governava. Poi loro hanno fatto un'operazione di regolarizzazione di chi stava sul territorio spagnolo il 1° gennaio di quest'anno, molto grande, però in questo caso insomma chi è arrivato a chiamare a Ceuta lo ha fatto sulla base insomma adesso è una questione abbastanza complicata, però dell'interpretazione di una sentenza della Corte Suprema spagnola che dice che chi arriva via mare deve sempre essere accolto, no? E quindi questo ha spinto diciamo queste 60.000 persone a riversarsi su Ceuta e sono stati poi prontamente rimpatriati praticamente tutti, ecco. Quello che, e quindi giustamente come diceva lei, c'è la questione che i socialisti a parole sono sempre per l'accoglienza, a braccia aperte, eccetera, ma quando si trovano davanti al problema poi sono i più duri di tutti nei respingimenti. Quello che ha fatto il governo italiano è stato attivare la clausola che permette di sospendere Schengen nei confronti di un paese europeo, quindi in questo caso la Spagna, prevedendo che cosa? Dei controlli rafforzati per i non cittadini europei che si muovono tra la Spagna e l'Italia. Quindi, tanto per essere chiari, nessuno tema che questo vuol dire che uno spagnolo non potrà più venire in Italia senza il visto, come un italiano non potrà più andare in Spagna. Non è niente di tutto questo, però visto quello che è successo a Ceuta e visto diciamo questa apertura che c'è stata dal governo Sanchez all'immigrazione, i non cittadini europei, quindi gli stranieri, avranno dei controlli aggiuntivi quando arrivano in Italia, perché come sapete se uno entra in Europa, in questo caso entra in Spagna, e poi è libero di circolare su tutto il territorio europeo, certo. Quindi dobbiamo tutelare le nostre frontiere nazionali. Questo mi sembra evidente. Onorevole, senta, per finire, questa settimana quali sono i suoi impegni? Questa settimana a Roma sarà diciamo l'ultima settimana prima della pausa estiva, abbiamo un calendario molto ricco, iniziamo oggi con la conclusione del decreto infrastrutture PNRR che avevamo avviato la scorsa settimana, poi arriverà dal Senato il decreto giustizia e rimpatri e diciamo in mezzo avremo la fine del collegato agricolo, avremo il bilancio della Camera, avremo l'assestamento di bilancio dello Stato, insomma quindi come sempre nell'ultima settimana si accumuleranno tanti diciamo temi importanti da discutere, ecco. Quindi sarà una settimana impegnativa. Molto bene, allora grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora. Qui Parlamento. E io voglio ringraziare l'onorevole Riccardo Molinari, che ritroveremo anche il 10 di agosto, San Lorenzo, e avremo modo di continuare questa nostra riflessione. Ovviamente poi cominceranno le vacanze estive anche per lui, qualche giorno di meritato riposo. Adesso però passiamo e torniamo serenamente alla nostra rassegna stampa. Andiamo adesso a vedere i giornali. Nel frattempo, grazie, vedete, la mia piccola assistente, la gattina Benelux, mi sta porgendo il foglio. Perfetto, andiamo a vedere andiamo ad aprire intanto il Corriere della Sera. Eccoci qua, il Corriere della Sera. Coraggio che tra un po' apriamo anche le telefonate. Vi diamo solo la cronaca per quanto riguarda la famiglia e le famiglie distrutte in Perù. Il Corriere della Sera, la strage, 2 famiglie distrutte in Perù, l'Italia invia un esperto di voli, le vittime sono 2 coppie e i loro 3 ragazzi, il cordoglio di Meloni vicina ai parenti. Doveva essere una giornata fantastica, ma il sogno di sorvolare le linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO, si è schiantato nei pressi dell'aerodromo Maria Rey, che è nell'area di Pueblo Viejo.
Sono italiane 7 delle 13 vittime del disastro aereo in Perù di sabato mattina, dove un Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana, partita da Pisco e diretto al sorvolo del sito, incontra condizioni meteorologiche avverse e precipita. Ieri mattina la Farnesina ha confermato le identità dei connazionali morti nella tragedia. Si tratta di 2 famiglie, entrambe della Brianza. Venivano da Monza Paolo Gianturco, 59 anni, con la moglie Cristina Maria Bianco, 57, i figli il 24enne Matteo e il 18enne Pietro. Residenti a Seregno invece Massimo Angelucci, 58 anni, con la moglie Elena Sala, sua coetanea, e il figlio Lorenzo, 24 anni. Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hoffmann, 78 anni, e Gertrud Maria Hoffmann, 77 anni. Gli spagnoli Guerra Alfredo Aviles Muñoz, 52 anni, e Ana Isabel Sánchez Muñoz, 52 anni. Deceduti anche i peruviani Americo Salazar, pilota dell'aereo, e Irenca del Carpio, copilota. Appena avuta conferma della presenza di connazionali tra le vittime, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime su X profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche 7 cittadini italiani. Ai loro cari rivolgo a nome del governo italiano e mio personale, scusate che non vedo, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore. Offre affetto e sostegno il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. La tragedia avvenuta in Perù, che ha spezzato le vite di 7 nostri connazionali, tra cui 2 famiglie lombarde residenti in provincia di Monza e Brianza, ci addolora profondamente, commenta. A nome della regione Lombardia e mio personale esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari. L'intera Lombardia si stringe attorno a chi ha perso i propri cari. Siamo a disposizione per offrire ogni possibile supporto. Si unisce al dolore il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Un viaggio di gioia si è trasformato in una tragedia che colpisce tutta la comunità nazionale. Ringrazio la Farnesina per l'intervento immediato di sostegno ai familiari. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, ANSV, designerà un proprio esperto nell'inchiesta già condotta dall'omologa autorità peruviana. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, dichiara ai giornalisti il ministro peruviano del commercio estero e del turismo, Roger Valencia. Vediamo un attimo, dovrebbe essere arrivata una zappa. Buongiorno da Malaga, Antonino. Sanchez non può andare in giro per strada, lo vorrebbero linciare tutti. Questo deve essere il nostro Davis da Malaga. Allora sentiamo un attimo i suoi vocali. Vai pure Simone, mandali pure in onda tutti e 3. Buongiorno Radio Libertà. Roberto Pesaro, spero No. che però vi dovete battere per un'altra cosa, oltre per la violenza, che noi dobbiamo eliminare tutti questi ignoranza, ma adesso Meloni li manda via, speriamo, puliamo le nostre città, scendiamo in piazza senza bandiere, diciamo no all'immigrazione clandestina, no violenza, facciamo qualcosa per l'Italia, aumentiamo i stipendi, tramite la vostra radio, fate qualcosa anche per noi. Poi perché voi siete una radio bella e parlate alla gente, no, c'è una radio che manda in onda le parolacce, non si devono mandare in onda quelle cose. La Radio Libertà deve essere a disposizione degli ascoltatori, per tutti gli ascoltatori, aumentare i stipendi, meno file negli ospedali, pagare più i dipendenti pubblici e privati, fare qualcosa per gli anziani, levare tutti questi ragazzi che vivono in condizioni disastrose, che hanno perso il lavoro, hanno una casa, che sono soli. Questo dobbiamo fare, dare una casa a chi non ce l'ha, la casa popolare, poi la mettiamo a posto, anche fargli pagare 100 euro al mese, poco, però mettergliela tutto a posto e dai un lavoro a quelli che l'hanno perso. Questo dobbiamo fare, mettere a posto gli ospedali, le strade. Questo bisogna fare a Radio Libertà. Poi volevo dire che voi vi dovete associare con tutte le radio locali d'Italia, con i vostri editori, per dire che per prendere le frequenze nazionali in tutta Italia, perché io ho visto che le radio locali sono abbandonate, dovete parlare col MIMIT, che sarebbe il Ministero delle Telecomunicazioni, Adolfo Urso, e Agicom, dottoressa Laura Avia, e poi anche
la FIRT con gli avvocati che sono laureati anche in telecomunicazioni, Avanti, Corallo, Presidente Rostignoli, bisogna che voi in tutti i bacini, piano piano, con tutti gli editori, le radio locali, fate alti consorzi, anche nelle Marche qui, fate alti consorzi, cioè cercare di Vasto mettere alti programma, consorzi togli anche per nelle Marche. favore Simone, togli questo sproloquio, ti ringrazio, ma non era questo il tema della discussione, francamente non credo sia una cosa che possa interessare i nostri ascoltatori. Per quanto riguarda il resto, mi pare che questo governo non sia stato con le chiappe sulla poltrona a non fare niente nel giro di 4 anni, poi arrivi tu e dici dobbiamo dare lavoro, dobbiamo dare la casa popolare, quella. Invece eravamo tutti quanti al ristorante nel mentre in questi anni. Dai ragazzi, cerchiamo un pochettino di guardare la realtà per quello che è, anche perché la realtà è quella che è, con i soldi che ci sono e con quello che si può fare. Vi ricordo che il famoso bonus del 110% è quel bel regalino che c'è rimasto, che non è servito a nessuno, o meglio, è servito a chi aveva le seconde case, addirittura in alcuni casi risultano 6 castelli che sono stati messi a posto con il super bonus del 110%, ed è stato quel bel giochino lì che ci ha impedito quest'anno di arrivare sotto il 3% e quindi abbiamo sforato il rapporto deficit-PIL. Quindi ringraziamo come sempre l'illuminato presidente Giuseppe Conte, che è quello che ora telefona a Putin e gli dice come fare la pace con Zelensky. Che statista avevamo e nemmeno lo sapevamo, e con questo procediamo con la nostra rassegna stampa, grazie. Allora, abbiamo parlato, Davis, senti, se tu vuoi parlare, se tu ci vuoi dire da Malaga com'è il clima in Spagna, puoi telefonarci 0292947222, che io ti mando in onda volentieri, così almeno ci racconti tu dal campo, direttamente dal vivo, che cosa sta succedendo. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. E andiamo a vedere questa questione di Ceuta. Vediamo a che punto siamo, a che punto è la notte con Ceuta, ma soprattutto andiamo a vedere sulla Verità, ecco qua, andiamo a vedere sulla Verità che cosa vuole fare questo governo. Ne ha già accennato l'onorevole Riccardo Molinari. Eccolo qui, guardate un po'. Ecco la proposta italiana all'UE sui centri di rimpatrio in Africa, hub modello Albania pagati con fondi europei, e il piano che domani Piantedosi porterà al Consiglio europeo con una lista di paesi da coinvolgere, agevolazioni sui dazi a chi si riprende gli immigrati. La ricetta italiana per affrontare la crisi migratoria, scrive la collega Flaminia Camilletti, continua a orientare l'Europa. Nella lettera che all'indomani dei fatti di Ceuta Giorgia Meloni ha inviato a Bruxelles, sono stati coinvolti altri 21 paesi europei. L'obiettivo è andare avanti col percorso iniziato con l'approvazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, entrato in piena operatività il 12 giugno 2026. L'iniziativa guidata dalla Meloni. C'è Davis al telefono. Esatto. Pronto, Davis? Buongiorno. Buongiorno a te, amico come mio. stai? Bene, bene. Senti, allora, com'è il clima in Spagna ora dopo sta vicenda di Sanchez e anche la malafigura del video che ha fatto dalle Canarie con la playlist dell'estate? Ma ormai qua sono abituati, cioè ormai non si sorprende più nessuno su questo personaggio. Ne hanno fatti di disastri in 8 anni. Ma fratello, quasi come 8 fa anni. questo ancora a stare in piedi con sto governo? Ragazzi, c'è ancora una mentalità. Vabbè, qua lui ha fatto uno stratagemma, perché le elezioni l'aveva vinta il Partito Popolare, il centrodestra. Solo che lui ha preso gli appoggi dai separatisti catalani e dai baschi per formare il governo, promettendogli, infatti la promessa l'ha fatta, hanno dei finanziamenti speciali, però ha preso gli appoggi da lì, anche dall'estrema sinistra. Infatti la vice premier, diciamo, è di Sumar, tale Yolanda Díaz, è ministra del lavoro. Perciò niente, qua il clima, qua ormai sono rassegnati. Speriamo nelle prossime elezioni, ma lo voteranno ancora in tanti, perché ci sono ancora anche qua gente,
c'è ancora gente che pensa che se vince la destra gli tolgono le pensioni, gli tolgono diritti di qua di là, e allora saremo sempre così. Ma ragazzi, quello che è successo a Ceuta è stato veramente molto forte. Guardate che hanno invaso la città, hanno chiuso tutti i negozi, tutti, e la gente non usciva più di casa, non poteva fare la spesa, perché questi vengono ad assalire tutto. Ci sono delle immagini che hanno svuotato un negozio, l'hanno assalito e svuotato. Ma anche i grandi supermercati, tipo qua c'è il Mercadona, che è tipo l'Esselunga, Sì. è rimasto. C'è saltato Davis. Eccolo qua, è saltato Davis, poi proviamo a richiamarlo. Comunque stavamo dicendo del ministro della Meloni, di che cosa si tratta, insomma. Secondo alcune fonti ci sarebbe già una lista preliminare di paesi che potrebbero essere coinvolti nel progetto Hub, come Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro ed Etiopia. Insomma, il progetto pilota era proprio l'Albania, un modello che nasce per testare una soluzione efficace che non risolva solo la gestione dei flussi migratori italiani, ma quelli di tutta Europa. Perfetto. Davis, dici ancora. Stavano assaltando Mercadona. C'era qualcuno del PSOE, del Partito Socialista Spagnolo, che mi stava ascoltando e mi ha fatto cadere la linea. Vabbè, a parte la battuta, no, niente, è stato, ma comunque ce n'è ancora 5.000 in giro a Ceuta. 5.000 sono tanti, sembrano pochi, ma 5.000 a zonzo, senza mangiare e senza bere, senza niente, senza avere da dormire, sono tanti. E li stanno cercando perché si nascondono. Adesso c'è l'esercito in giro, comunque è veramente stato forte e la situazione è ancora critica, anche se i negozi hanno aperto, i bar, un po' i ristoranti così hanno riaperto, qualcuno gli ha dato anche pane e acqua, ma poi hanno intervistato un proprietario di una caffetteria, sì, che ha regalato 200 diciamo panini, 200 panini senza niente e un po' d'acqua, solo che ha detto che quando stava distribuendo poi ne sono saltati fuori 1.000. Io non ne ho 1.000, io ne ho quello che avevo dato e iniziano a venire fuori ed è veramente triste, perché se è così debole la situazione alla frontiera, tanti dicono che è stato un esperimento. Ovviamente la Spagna si è messa nemica degli Stati Uniti, lo sappiamo, e amica, Sánchez è amico della Palestina, amico di Hezbollah, ha preso anche i complimenti da Hamas e da Hezbollah e quindi questo è il risultato. Invece il Marocco è su un'altra posizione, poi c'è la storia del Sahara, sono tante cose. C'era il leader del Frente Polisario che l'avevano curato in Spagna, questo era il nemico del re di Marocco e vabbè, qua ci sono tante questioni politiche e non è la prima volta che succede, anche nel 2021 era successo, certo. Dicono che succederà ancora. Speriamo con un altro governo, ma se voi dovreste pensare che lui ha 60 agenti di scorta nella sua residenza lì di Lanzarote, e in quel momento, quando hanno preso d'assalto Ceuta, ce n'erano 48 di agenti. Per lui 60 e per Ceuta 48, in tutta Ceuta. E quindi cosa vogliamo parlare? Credo non ci sia altro da aggiungere. Ti ringrazio, Davis. Grazie a voi. Comunque sono contento della posizione che abbia preso Giorgia Meloni, che ha preso di chiudere Schengen. Ma è un gesto un po' così, però è un segnale per dire noi non stiamo con te, lo dovrebbero seguire tutti. Va bene, vi abbraccio. Grazie. Noi andiamo in pausa e torniamo con Paris Latino, Bandolero 1983, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Bandolero rock, bandolero shock, bandolero rock, bandolero shock. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Joséphine Blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment se revoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre. Dr. B, huh, that's me. Yes, you don't stop. Oh, come on, let me see you rock, rock. Hey, yo, lady, didn't you see? You better watch yourself. Oh, Dr. B. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Bandolero rock, bandolero shock, bandolero rock, bandolero shock. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Qué bueno, qué rico, qué lindo, País Latino. Joséphine Blanche, robe rouge et noire, amoureuse folle du reflet dans le miroir. Reparti direct to Mexico, Don Diego de la Vegas accape son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Faire briser de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Faire briser de Cuba Libre. Dr. B, that's me. E per la vostra calda estate 1983, signore e signori, avete ascoltato País Latino, Bandolero. Sono le 9:36 minuti, anzi 37 minuti in questo momento. Sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. Ecco il giornale. Attualità, il blitz della Marina, la Marina Militare Italiana, petroliera russa abbordata nel Mediterraneo, colpaccio, la nave fa parte della flotta ombra di Mosca, bloccata a ovest di Pantelleria. Che cosa è successo? È mattina al largo delle coste di Pantelleria, quando la Town di Revel, che è un PPA, un pattugliatore polivalente d'altura, intercetta una petroliera in acque internazionali. La nave italiana in forza all'operazione europea EUNAVFOR Med Irini lancia la richiesta di prassi, verifica della nazionalità di un mercantile e della veridicità della bandiera che è autorizzata a battere. Si scopre essere la Toa Payoh che naviga mostrando vessilli del Camerun, ma il comandante non risponde all'appello dei controlli e scatta il blitz dal cielo. Siamo a ovest dell'isola siciliana, l'elicottero NH-90 decolla dal pattugliatore italiano. I soldati si calano sulla Toa Payoh con una fune.
Scena cinematografica, via all'abordaggio, verifiche di routine sulla petroliera, una delle 673 che l'Europa ha messo nel suo bersaglio, sottoposta a sanzioni UE appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa, dunque fermata. Si ricostruiscono i suoi movimenti, si raccolgono elementi utili a rinverdire i cicli punitivi giunti a luglio fino al 21° pacchetto contro la Federazione Russa per indebolirne l'economia di guerra. Si analizzano i registri e si capisce se nel tragitto ha spento i transponder GPS per eludere l'embargo. Generalmente fanno scambio tra i serbatoi a largo di Cipro. Il ministro della difesa Guido Crosetto, se mal non ricordo, il ministro della difesa Guido Crosetto elogia la preparazione e la fermezza dimostrate dai militari. Anche questa attività, spiega, testimonia il contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all'azione dell'UE. Il personale di nave Town di Revel incassa i complimenti e scopre che la petroliera era partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, diretta a Istanbul, passaggio obbligato per la flotta fantasma russa che transita attraverso gli stretti turchi del Bosforo e del Dardanelli per spostare il petrolio dai porti del Mar Nero verso i mercati internazionali, provando ad aggirare l'embargo sul greggio di Mosca e le sanzioni. Di fatto, rotta esclusiva con cui portare l'oro nero verso acquirenti in Asia, Africa e altri mercati. Ma sarebbero ben più di 673 le petroliere attive al servizio della Federazione Russa. Secondo varie fonti di intelligence, il numero è vicino a 1.500. I paesi europei hanno quindi avviato un maggior coordinamento nel Mediterraneo centrale, che ha visto pure la Francia compiere a giugno un blitz al largo della Sicilia abbordando la Deliver. 5 le navi bloccate da Parigi in pochi mesi, come la Tagor a 700 km dalla costa bretone nell'Atlantico. L'Italia non è da meno nel Mediterraneo. Il 20 luglio lo stesso pattugliatore Town di Revel, che si muove al largo delle coste libiche e tunisine, ha dispiegato l'elicottero sulla petroliera MV South Star, ispezionata e scortata poi nei porti tunisini. Era entrata dallo stretto di Gibilterra 4 giorni prima. Per il ministro degli esteri italiani, l'abbordaggio di ieri conferma un lavoro che l'Italia svolge assieme agli alleati e la strategia. Lavoriamo per la pace e per farlo bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo. Il Cremlino contesta le azioni UE definendole atti di pirateria. Se ieri il blitz si è svolto col supporto di una nave greca e un aereo polacco, 2 ore di controlli nel rispetto dell'articolo 110 della Convenzione ONU sul diritto del mare, la famosa convenzione di Montego Bay che ogni tanto mi è capitato di citare qui in radio, non sempre i porti europei offrono la medesima collaborazione. Malta e Grecia, per esempio, frenano sul divieto totale di offrire servizi marittimi e assicurativi alle petroliere russe e talvolta nei documenti delle navi fantasma compaiono strutture proprietarie difficili da ricostruire. Allora spieghiamo meglio che cos'è questa flotta fantasma. E lo spiega bene la collega Matilde Sperlinga, sempre qui sul giornale. Una flotta fantasma di migliaia di cargo per eludere le sanzioni. Greggio, le navi russe trasportano 3,7 milioni di barili al giorno, mentre l'OPEC alza la produzione di 188.000 barili per settembre. Di cosa si tratta quindi? Ogni singolo giorno tra le 600 e le 1.000 petroliere solcano gli oceani del pianeta trasportando circa 3,7 milioni di barili di greggio. Eppure per i radar del commercio legale queste navi semplicemente non esistono. È la cosiddetta flotta ombra russa, un'armata fantasma di vascelli vecchi e malmessi, si stima che oltre il 92% abbia più di 15 anni di servizio, che naviga a transponder spenti, cambia nome continuamente, batte bandiera di comodo come Panama e Camerun ed è coperta solo da compagnie assicurative russe. L'obiettivo è semplice: eludere le sanzioni occidentali sfuggendo ai controlli e aggirando il price cap imposto al petrolio russo. Soltanto guardando vicino alle coste italiane, il bacino del Mediterraneo viene attraversato stabilmente da una 60ina di navi nascoste che alimentano la macchina bellica del Cremlino. Le altre invece passano attraverso il canale della Manica. La marina inglese cerca di mettergli il sale sulla coda, ma da ultimo le fanno viaggiare scortate dai cacciarussi, i cacciatorpediniere russi, non gli aerei. I cacciaerei sono un'altra cosa. Una battaglia navale nell'ombra che ogni tanto affiora in superficie, come accaduto ieri a ovest di Pantelleria o a inizio giugno nel canale della Manica. Un ecosistema sommerso a dir poco mastodontico. Basti pensare che secondo le stime del KSE, Russia, Cina e Emirati Arabi controllano oltre il 62% di questa flotta.
sfruttando i porti del Pacifico e del Baltico per dirigersi verso le raffinerie cinesi e indiane. Nella prima metà dell'anno i principali acquirenti del greggio trasportato dalla flotta ombra sono stati l'indiana IOC e le cinesi Shandong Yulong e Bingang Liquefied Chemicals, che insieme hanno assorbito il 27% delle forniture, mentre per i prodotti petroliferi il governo siriano e l'Indiana Reel hanno rappresentato il 6%. Insomma, un business da miliardi di dollari che paga anche un conto ambientale e legale salatissimo. Recentemente una petroliera Suezmax che trasportava fino a 1 milione di barili di greggio russo, già sanzionata, ha causato una disastrosa marea nera nella riserva marina delle isole Alaniat, habitat di balene a rischio estinzione, mettendo a nudo l'inutilità dei meccanismi internazionali di risarcimento di fronte a navi coperte solo da compagini assicurative russe prive di garanzie reali. Andiamo avanti con le altre news. Andiamo a vedere queste polemiche francamente stucchevoli sul 2 agosto. Vi ricordo il 2 agosto del 1980, 85 morti alla stazione di Bologna Centrale. Abbiamo un altro audio, sentiamo un po'. Ah, c'è Pier dalla Romagna, mandalo pure per favore, Simone. Allora, buongiorno a Torino, sono Pier dalla Romagna, dai, Romagna, Bologna, Riccione, posti dove abito. Ho sentito che mi sembra che non collabori più con Radio Libertà da Ferragosto, ma non lo so, io spero, non lo so, non ti dico nulla perché è una tua scelta, però vorrei, se riesco a capire meglio. Ma non era quello il motivo, ovviamente, anche se rimane importante per un conduttore di una radio che ti fa spesso compagnia, è la questione di Ceuta. Allora, questi, noi li chiamiamo invorniti, della sinistra, dicono che Sanchez ha riportati tutti indietro. Sanchez ha riportato indietro assolutamente tutti, lo sanno benissimo, ci sono delle prove testimoniali, se lo raccontano chi è là, addirittura lo vediamo anche sui canali di Mediaset. Sono rimasti ancora in molti si sono imboscati, come si suol dire, e fra quelli ci sono sicuramente quei 1500 delinquenti che il Marocco avevano avuto la possibilità di uscire dalle carceri pochi giorni prima, e anche molti africani che non sono marocchini e che si sono piazzati lì. Ecco, no, adesso cosa ha fatto? La polemica sulla chiusura di Schengen, dove l'Italia è fra i grandi paesi l'ultimo per chiusure, quindi una polemica inutile, dove fra l'altro sono in minoranza perché 22 paesi non condividono l'azione di questo cico delinquente, circondato da delinquenti che si aspetta soltanto di abbatterlo elettoralmente se non arriva prima la magistratura. Che cosa succede? Che contestano questa cosa che invece ormai è palese. Perché? Perché tutti hanno perfettamente capito che quando si arriva a Ceuta, al contrario di quelli che dicono questi rincoglioniti dei 5 Stelle, mi sembra, o comunque quei partiti lì da 4 soldi, gli è finita la registrazione. Mi dispiace, Pier. Senti, ma non puoi chiamare dopo le 10 che almeno abbiamo tempo? Andiamo avanti con appunto le polemiche sul 2 di agosto del 1980. Ecco qua. Non vedo errori. Chi è che ha scritto questo pezzo? Che sono d'accordo con lui o lei? Ah, Massimo Sanvito. Non vedo errori, appunto. Pagliacciata sulla strage, siamo sul Libero, vessilli di Cuba e Palestina, striscioni contro la polizia. L'Epore parla di Ceuta. Vi rendete conto? 85 innocenti morti nel 1980, ammazzati dal terrorismo neofascista, così dicono le sentenze, e noi dobbiamo stare a parlare di Ceuta, di Cuba e della Palestina. Perché 85 morti, l'atto più grave che sia avvenuto in Italia dal 1945 ad oggi, la strage più grave per entità di morti, poi più di 200 feriti. Cioè, ma è mai possibile che dobbiamo stare a parlare di stronzate quando invece c'è un tema serio e drammatico come il ricordo di queste 85 vittime?
Per ricordare l'attentato alla stazione, giustamente San Vito, il collega, fa il suo mestiere, deve raccontare, gli tocca raccontare questa cosa. E lo stesso è quello che facciamo tutti noi giornalisti, giustamente, e ci tocca raccontare questa roba qua, anziché raccontare un'Italia composta che si ferma a ricordare questi 85 morti. Sentite un po'. Per ricordare l'attentato alla stazione, il sindaco sfila coi parenti di Fakir. Il ventennio lo si vede oggi in chi si oppone alla fuga di umani verso la Spagna. Centri sociali e sindacati contro i decreti sicurezza, fischia il ministro Nordio. Giuro, sta gente, se non sei fascista ti ci fa diventare. Allora, è il 25 agosto, è il 2 agosto o il 25 aprile? Si commemora la strage oppure si celebra l'orgoglio centro socialaro di Bologna, capitale italiana dell'antagonismo militante? Si ricordano le vittime, 85 morti e 200 feriti dell'attentato del 1980, oppure si esaltano i regimi comunisti, Cuba e islamisti, Gaza, cari alla sinistra nel 2026? È una piazza più che composita quella che si raccoglie davanti alla stazione centrale. C'è lo spezzone autonomo guidato da Potere al Popolo, gli stessi che hanno preso a sassate la polizia 2 settimane fa in centro in nome di Fakir, che issa un grosso lenzuolo bianco che recita così: 2 agosto 80, 1 bianca, Fakir, verità e giustizia. Basta omicidi e stragi di Stato, revocare lo scudo penale ora. Giuro, mi sto indignando. E meno male che, parola nei giorni scorsi del sindaco Matteo Lepore, il servizio d'ordine della manifestazione avrebbe vietato striscioni o slogan che avessero associato la strage del 2 agosto alla morte del 42enne marocchino. Nulla di tutto questo. Cori liberi, giustizia per Fakir e bandiere palestinesi e cubane al vento, col solito odio antidivise in bella mostra. Peccato che se voi guardate i filmati del 2 agosto del 1980, quelli che vanno a scavare in mezzo ai detriti di Bologna Centrale sono soprattutto divise. Quanto successo 46 anni fa per il Partito dei Centri Sociali sostenuto dai sindacalisti dell'USB e dai collettivi studenteschi è solo un protesto per rinfocolare la battaglia contro i decreti sicurezza del governo, che tra le altre cose hanno eliminato l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati per gli agenti coinvolti che agiscono nell'adempimento del dovere o nell'uso legittimo delle armi. Tant'è vero che dopo il minuto del silenzio, quelli di Potere al Popolo abbandonano Piazza Medaglie d'Oro. Sul fronte istituzionale tocca a Lepore spararla grossa. Dopo aver sfilato in testa al corteo con Yosra e Khadija, l'abbraccio della città mi ha commossa, mi sono stati tutti vicini e questo riconferma il fatto che Bologna è una città unita, dice la prima, nipote e sorella di Fakir. Il sindaco prende la parola dal palco. Sottolinea la cultura della morte del fascismo, una cultura che non è confinata al Novecento, ma che ha ancora oggi le sue voci, spesso più forti di quanto vorremmo credere. Riesce pure a infilarci Ceuta nel suo discorso. Il fascismo, sempre lui, ha la voce di chi pochi giorni fa, davanti a esseri umani in fuga verso le coste spagnole di Ceuta, illusi da notizie social false improvvisamente diffuse tra la popolazione marocchina, ha scelto di paragonarli pubblicamente a un'invasione di zombie, riducendo la disperazione di persone reali a un fotogramma horror da condividere per calcolo e cinismo politico, dice Lepore. E ancora, sempre il fascismo ha la voce e il gesto di chi ancora oggi nelle piazze di città italiane alza il braccio teso gridando presente in adunate che si ripetono con una frequenza che dovrebbe preoccupare tutti noi, soprattutto le autorità competenti. Peccato che ci siano plurime sentenze, pure della Cassazione, che hanno messo nero su bianco come il saluto romano sia prodromico alla ricostruzione del partito nazionale fascista. Il sindaco Piddino però è intransagonistica. L'Italia, spiega, è e deve rimanere antifascista, indipendente, unita e indivisibile. Un paese europeo e mediterraneo, un paese accogliente e antirazzista, fondato su principi di non violenza e di pace, di libertà e di democrazia. Posso dirvi una cosa? Che noia. Cioè, questi nella loro testa credono di vivere in un paese che sta rischiando un colpo di stato fascista. Cioè, ma vi rendete conto le parole di questa gente, che parole sono? Questo continuo negare una agibilità politica alla destra italiana, perché automaticamente diventa fascismo. Hanno questa ossessione continua del fascismo, veramente. Veramente, cioè, che noia,
che banali, non hanno proprio niente da dire, ma come lo dicono bene. Prima di lui era stato il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Lambertini, ad arringare la folla rossa. Noi non possiamo permetterci di fare come il ministro Nordio, che ha dichiarato di non conoscere il piano di rinascita democratica. Lo deve conoscere quel piano, signor ministro, se lo legga per cortesia. Fischi chiamati al nome del guardasigilli. È un'invettiva che va dal referendum sulla giustizia dello scorso marzo. Le tornerà in mente che la separazione tra funzione requirente e giudicante e il depotenziamento del Consiglio Superiore della Magistratura, con la conseguenza che quest'ultimo avrebbe dovuto rispondere al Parlamento anziché restare indipendente, erano proprio punti del piano di rinascita democratica. Fino al presidenzialismo. Su quello stesso documento è indicato come obiettivo il presidenzialismo, un progetto volto allo stravolgimento dell'assetto costituzionale nato insieme alla Repubblica 80 anni fa, come frutto della resistenza partigiana e antifascista. Non mancano pure attacchi a Giorgio Almirante, colpevole di sostenere il presidenzialismo. Lo stesso Almirante che ancora oggi viene ricordato negli anniversari della sua morte come grande statista e uomo politico, dimenticando e omettendo parti rilevanti della sua vita politica. Allora, dottore, con tutto il rispetto per lei e per la nobile associazione che rappresenta, il piano di rinascita democratica, lo diciamo per i più giovani, era questo documento della P2 di Licio Gelli che a quanto pare sarebbe invischiato fino al collo nella strage di Bologna al punto di averla finanziata. Questa è una delle tesi, delle piste che sono emerse negli ultimi anni. Detto ciò, però, dire che volere la separazione delle carriere lo voleva pure Licio Gelli, allora evidentemente Giovanni Falcone era un membro della P2 e noi tutti non lo sapevamo, perché anche lui era favorevole alla separazione delle carriere. Cioè, il problema è questo: se un'idea è buona, il fatto che piacesse anche a Licio Gelli non vuol dire che in Italia ci sia il colpo di Stato, perché non ha assolutamente senso. Seconda cosa, il presidenzialismo. Del presidenzialismo, egregio signor Presidente, lei che ci ricorda la Repubblica 80 anni fa, la Costituzione, nata dalla resistenza partigiana antifascista, e quindi non è nata perché sono venuti ragazzi da tutto il mondo a morire in questo paese, andate nei cimiteri alleati e poi ne parliamo. Ma lasciamo stare, non entriamo in queste polemiche. Vorrei ricordare che alla Costituente si discusse come di rendere l'Italia un paese presidenzialista. Si discusse come, quando si discuteva la forma, soprattutto la figura del Presidente della Repubblica. Basta andare su nascitacostituzione.it, dove ci sono i resoconti stenografici dei lavori dell'Assemblea Costituente, articolo per articolo, e voi potete leggere le dichiarazioni dei deputati di 80 anni fa, quando stavano scrivendo per la Repubblica, frutto della resistenza partigiana e antifascista. E invece, c'era e come chi si portò, se non sbaglio fu Nitti che si espresse nettamente sulla possibilità di rendere l'Italia un paese presidenziale esattamente come gli Stati Uniti d'America, con un Presidente della Repubblica eletto ogni 4 anni con i poteri del Presidente della Repubblica americana. È stato un dibattito ed è lecito dibatterne, egregio signor Presidente, con tutto il rispetto per la nobile associazione che lei rappresenta. Se ne può e se ne deve parlare. Perché quando abbiamo dei presidenti della Repubblica che da Pertini in poi hanno debordato dal loro ruolo di presidenti di una Repubblica parlamentare e non presidenziale, e addirittura siamo arrivati al punto di averne uno che starà 14 anni al Quirinale, allora forse, egregio signor Presidente, dovremmo prendere di nuovo in mano i messaggi alle Camere di Antonio Segni e di Giovanni Leone, raffinati giuristi, uno dei quali calunniato in una maniera oscena dal settimanale L'Espresso negli anni 70, Giovanni Leone, ok? Questo signore e l'altro distinto signore Antonio Segni lo chiesero: per favore mettete in Costituzione il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica. E invece... Quindi a me fare questi discorsi, francamente, metterli con i morti di Bologna, vi prego, per favore, anche no. Vi prego, per favore, anche no.
Scusate se io debordo, ma sono le 9:58, andiamo con un'altra notizia. Tra l'altro Leone si espresse favorevolmente al presidenzialismo e quando nella famosa intervista che gli fece Michele Tito sul Corriere della Sera il giorno di Ferragosto del 75, e quando lo fece la sinistra lo mise in croce dicendo che era stato un pronunciamento sudamericano. Cioè a uno che era stato commissione dei 75 aveva scritto tutta la parte della Costituzione dedicata alla magistratura, un padre costituente. Vabbè, vorrei essere io analfabeta come Giovanni Leone, veramente. Pagherei per essere analfabeta come a lui. È dal 2011 che l'Italia non è più una repubblica parlamentare grazie a Napolitano. No, amico mio, è dal 1978 che non lo è più grazie a Sandro Pertini, perché il Presidente della Repubblica ha debordato dalle sue funzioni. Ti vorrei ricordare che quando ci fu il famoso sciopero degli uomini radar nel 1979, lui autonomamente decise di convocare i militari al Quirinale e di fargli firmare l'accordo con Cossiga, che era allora Presidente del Consiglio, e Cossiga non disse né ai né bai. Dopodiché è venuto Scalfaro con il ribaltone, ti vorrei ricordare. Dopodiché questo si è allargato con Napolitano, che addirittura è stato rieletto per la prima volta. Quindi qui i Presidenti della Repubblica oggi non sono quella figura disegnata dall'Assemblea Costituente, tant'è vero che l'ultimo Presidente che ha rispettato la figura del Presidente della Repubblica tratteggiata nella Costituzione fu proprio Leone, del quale è stata sempre riconosciuta la correttezza dell'operato costituzionale. Anzi, l'amato Barbera, manuale di diritto costituzionale, quando io studiavo diritto costituzionale, sosteneva che la presidenza di Giovanni Leone sia stata, dal punto di vista di rispetto della Costituzione, addirittura impeccabile. E se lo scrive Giuliano Amato insieme con Augusto Barbera, che non erano certo democristiani come Leone. Vabbè, pausa e andiamoci a sentire un altro bel pezzo, i Baustelle, Le Rane 2010, e poi apriamo il telefono allo 0292947222. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mentre scoprivamo il sesso ignari di ciò che sarebbe poi successo dopo la maturità. Eccoci che attraversiamo i girasoli bucanieri nati, andiamo via dalla realtà. Che fine hai fatto? Ti sei sistemato? Che prezzo hai pagato? Che effetto ti fa? Vivi ancora in provincia, ci pensi ogni tanto alle rane. L'ultima volta ti ho visto cambiato, bevevi un amaro al bancone del bar, perché il tempo ci sfugge ma il segno del tempo rimane. Solo lucciole a guidarci nell'oscurità. Un'era fa la crudele pesca delle rane in uno stagno usato per l'irrigazione. Io e te, fratello mio, fine hai fatto? Ti sei sistemato? Che prezzo hai pagato? Che effetto ti fa? Vivi ancora in provincia, ci pensi ogni tanto alle rane.
sfugge nel segno del tempo rimane. Ma voglio immortalarti e ricordarti così, coi sandali il coraggio di Iane. Se porterò morendo quella gioia corsara con me. Io nel frattempo me ne sono andato, se vuoi ti ho tradito, che effetto mi fa? La piscina di un agriturismo ha coperto le rane. L'ultima volta che ti ho salutato, poi sono scappato nel cesso del bar ed ho pianto sul tempo che fugge, su ciò che rimane. Altissimi livelli, immensi Baustelle, gran pezzo, le rane, ed ho pianto sul tempo che sfugge e su ciò che rimane. Cavolo, ma voi vi rendete conto che io fra 3 giorni ne faccio 46 e piango pure io sul tempo che sfugge e su ciò che rimane, ragazzi, veramente. Antonino, mi scrive Pietro, perché ci abbandoni? Appena arrivato ero un po' titubante, ma poi sei entrato dentro di noi. Pietro, fratello, contieniti. Spero sia una tua scelta. Allora posso capire, ma non della radio, altrimenti ci arrabbiamo. Ti auguro tanta fortuna. No, per favore, non voglio illazioni di questo genere, perché sia chiaro. Non è una scelta della radio. La radio non c'entra assolutamente niente. Anzi, io lo voglio dire. Radio Libertà, per quanto mi riguarda, resterà sempre uno dei miei luoghi del cuore. Chiaro? Vorrei che fosse chiaro questo. È stato ed è e sarà sempre uno dei miei luoghi del cuore, perché la radio è una cosa che fai se ci metti l'anima. Se anima non ne hai, la gente se ne accorge e gira la manopola e cambia canale e arrivederci. Quindi potete stare tranquilli. Vedete, noi giornalisti, il giornalismo e i giornali sono o dovrebbero essere dei porti di mare, e così tutte le testate, le radio, le televisioni e quant'altro. Ci sono delle cose che durano, ci sono delle cose che si fanno, poi a un certo punto può succedere che uno cambi il suo percorso, cambi il suo cammino e così via. Ma non è che questo vuol dire che sia la fine di tutto, anzi, per carità. Per dirla con Califano, non esclude il ritorno, insomma. Vedremo. Chi vivrà vedrà, cantava Rino Gaetano. Allora, un po' di cabaret, gradite, dai, che ora, verso quest'ora, vabbè che ancora non è il momento di Capitaneria di Porto col Mercatello, però un po' di cabaret ci sta. Ecco qua, Oara Borselli, che salutiamo, la bravissima Oara Borselli su Il Giornale, ci intervista Luigino Di Maio, eccolo qua con la sua cravatta ecco, io una cosa devo dire, Berlusconi era un grande, ma una cosa gli rimprovero, lui ha rovinato l'uso della cravatta in Italia, perché lui usava solo la puntaspilli, no? Quella a pallini bianchi, che francamente a me non m'ha mai detto niente. E io ho visto orde di personaggi più o meno aspiranti o ispirati al Cavaliere, tutti con questa orrenda cravatta. Io la trovo una cravatta orrenda, la puntaspilli, ve lo giuro. Con tutto il rispetto per il Cavaliere, ci mancherebbe, era un grande, forse Milan, non discuto, ma cazzo le cravatte no. La cravatta no, mi spiace. Vi prego. Le cravatte sono regimental, geometriche, optical come quelle degli anni 60-70, con le donne nude come si facevano negli anni 50, vabbè, ora non è più tempo per portarle, però voglio dire, con i fiori, io ne ho una addirittura con i cani, o con la tastiera, la musica, i violini e così via.
una cravatta degli anni '80. Vi prego, siate fantasiosi sulla cravatta. La camicia bianca se volete essere al top dell'eleganza, oppure celeste che è un tono meno, però tinta unita. Dopodiché sopra ci potete mettere quello che volete. Ma vi prego, non fate sta cosa del puntaspilli che io mi sento male, vi prego. C'è sa di fotocopia. Solo lui solo Silvio poteva mettersi quella cravatta, come solo Agnelli poteva portare l'orologio sul polsino. Gli altri sono tutti tamarri. Chiaro? Ah. Allora, ora Borselli intervista Gigino Di Maio. Presidente, che giudizio dà sugli attacchi di Beppe Grillo a Conte? È vero che il Movimento 5 Stelle ha tradito i suoi valori fondativi? Inevitabilmente i processi istituzionali cambiano in movimenti anti-establishment. Ah, quindi era buona la scatoletta di tonno. Se Grillo sostiene che il movimento abbia cambiato politiche e valori rispetto a quelli che aveva quando è nato, come dargli torto? A me però sembra singolare che per giudicare questa contesa tra Grillo e Conte ci si concentri sulla valutazione del tasso di draghizzazione. E questo è il problema. Chi stava con Draghi è colpevole? Non è così? Ma scusi, chi creò le condizioni per il governo Draghi? Dicono sia stato Renzi. E allora perché Renzi può stare nel campo largo in tutte le regioni e comunque e comuni e Draghi invece è Satana? Lei in quella fase politica guidò una scissione nel Movimento 5 Stelle. Sì, e tutti dissero che ero guidato da Draghi. Da Draghi. Non era vero? No, era almeno un anno che circa 70 parlamentari 5 Stelle me lo chiedevano. Non erano più d'accordo con la linea del movimento, specialmente sull'Ucraina. Quando la misura fu colma, facemmo la scissione e ce ne andammo. Poi ho visto che alcuni di loro sono rientrati nel movimento e sostengono Conte. La cosa mi fa un po' sorridere. Grillo rivuole indietro il simbolo dei 5 Stelle per tornare in politica insieme a Di Battista? Non credo, penso lo voglia indietro per farlo sparire. E Di Battista? Troverà una linea politica comune con Grillo? Alessandro è uscito dal movimento perché Grillo aveva dato il via libera a Draghi. Parliamo del suo tema, la crisi del Golfo. A che punto siamo? Gli iraniani stanno usando su Hormuz lo stesso metodo che usavano sul nucleare. Superano di poco il limite consentito, poi scendono sotto il limite e così via. L'ambiguità è identica. Solo che per gli americani e per noi europei Hormuz non è solo uno stretto, è la libertà di navigazione sulla quale si è fondato il nostro mercato libero. L'unico modo per risolvere la crisi è un accordo diplomatico. Vista la strategicità di questo tema, sappiamo benissimo che gli americani non possono andare via finché non hanno ottenuto almeno la riapertura di Hormuz. Ok, credici tu all'accordo diplomatico per riaprire Hormuz. Vabbè, basta, dai. Apriamo il telefono 0292947222. Dai che siete benvenuti. Pier, sei tu? Sì, sono io, tanto Nino. Buongiorno, buon caldo. Siamo in un forno, l'Emilia Romagna è un forno, viaggio sui 40 fino quasi alle coste. Comunque, vabbè. Scusa un attimo, d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo, no? Sì, comunque scusa un attimo Simone, io tolgo la condivisione schermo, comunicazione di servizio, ecco, grazie. Volevo dire una cosa, guarda, io ieri sono tornato da Levanto perché sai che ho fatto l'ultima puntata di Zoom con Lorenzo Viviani e sono partito alle 4:30 con la Vespa. Ti dico solo questo, faccio la Val Fontana Buona, faccio il valico, faccio la galleria della Scoffera, l'unico posto in cui c'era fresco. Dopodiché a Ronco Scrivia, pensa tu, Ronco Scrivia che è comunque zona, non dico di montagna, ma comunque abbastanza alto come altitudine, verso le 7:30 della sera a 33 gradi. Arrivo a Tortona, faccio benzina l'ultima volta, butto dentro l'olio nella cannetta del miscelatore automatico, riparto 31 gradi. E però erano già le 9 della sera, le 9:30 quando sono passato da Tortona. Ti dico solo questo, un inferno. Siamo molto caldi, bisogna imparare a tutelare, non certamente le buffonate che dice Ellie, perché Ellie non sa nemmeno dove vive, perché lei ha avuto un'occasione storica di fare le vasche lamellarie, non le fece qui in regione, quindi proprio anche Tortona è anche più basso di Piacenza, quindi puoi immaginare il livello. Senti, no, volevo continuare sulla cosa poi sono stato interrotto da una chiamata dell'amico Pedro. Sì.
Pedro come Petro si dice. Tu sai che Petro il grandissimo, la Tigre l'ha eliminato in Colombia vincendo su un programma contro i narcotrafficanti e via discorrendo. Pedro non è un narcotrafficante, però inizia a essere un po' trafficante di esseri umani, un pochino trafficone, mogli, parenti, ex amici, ex colleghi di partito di altra natura, e forse sarebbe bene, quando ci sono i dibattiti e gli incontri, spiegare che Pedro Sánchez è lì per caso, perché già non aveva avuto la maggioranza l'altra volta, e che le prossime elezioni saluta Baracca e Burattini. Quindi secondo me a lui gli importa anche molto poco di quello che sta accadendo. Però siccome è scelto come modello dai rincoglioniti di un ex partito serio, perché il PC era un partito serio, e di esausti mentalmente oltre che ignoranti, che sono quelli del Movimento 5 Stelle, che sono in movimento con tutto escluso il cervello, probabilmente è bene concentrare l'attenzione. Allora, Ceuta è Unione Europea, è inutile che rompano i coglioni, scusate le parolacce, non vorrei dirle, ma vengono, anche se è in territorio africano geograficamente è Unione Europea. Quindi se io astutamente, da quello che volevo dire, mi inserisco nella banda dei Marruecos, dei Moroccos che sono passati di là, che poi visto non gliene fregava poi più di tanto, non c'erano gli immigrati poverini, disgraziati, hanno voluto fare un girettino, dai, li possiamo anche capire, no? Scavalcando una barriera di 100 metri che a nuoto più o meno la metà della popolazione italiana attuale, noi costieri sicuramente lo sappiamo fare, e quindi era finita lì. No, si sono infilati, oltre ai delinquenti, anche gente che poi rimane lì, ma il problema è che come si dice, i ciudadanos de Ceuta non sono così stupidi e li stanno cercando, perché quelli, ci volete scommettere che fra un pochino di tempo, non tantissimo, quando si spengono i riflettori ce li troviamo a gironzolare in Spagna, portati, aiutati, e poi girano, eccetera. Allora, perché non chiudere Schengen? Schengen ce l'hanno chiusa alla frontiera, visto che parlavi della Liguria prima, francese, non so quante volte, dove i controlli sono seri, perché io più volte sono passato di là dalla frontiera e mi hanno svuotato la macchina pensando che io nascondessi qualcuno, figurati se nascondo qualcuno, però con controlli severi, e non hanno permesso, non capisco perché noi dobbiamo favorire ancora l'ingresso di questa gente. E qui casca l'asino, e l'asino si chiama l'Epore, una quarta fila del glorioso Partito Comunista di Bologna, praticamente un intellettuale, assolutamente no, insomma più che altro, guardatelo l'espressione facciale della persona che serve, no? Non stimola empatia, non dà idea di intelligenza, sembra un funzionario, infatti era un funzionario della COP come l'attuale presidente della regione, quindi persone che devono avere assolutamente poche idee ma molta capacità di eseguire, anche se poi non c'è tutta questa straordinaria capacità. E oggi, ieri poi, ci fa un comizio che non c'entra assolutamente con quell'ignobile strage dei morti di Bologna, secondato da gente che non ragiona, che continua a non capire che le cose non sono tutte uguali, tutte e iniziano a parlare di fascisti a destra e manca, come se qui ci fosse il pericolo fascista. Invece qui non c'è il pericolo fascista, c'è il pericolo dei sinistrati, dei post-comunisti, delle loro ideologie. Ecco, era questo un po' che volevo dire, poi volevo anche sentirti. Ma non ho altro da aggiungere, mio caro, che vuoi ti dica, nient'altro da aggiungere. Grazie Pier. Figurati, allora ti ritroveremo da qualche parte, insomma, no? Vedremo. Va bene, ciao. Auguri. Ciao. Abbiamo altre 2 telefonate. Pronto? Chi è là? Pronto? Pronto? Sì, Gino, ciao. Buongiorno. Nulla, una mia riflessione personale. Prego. Io sono ancora alla ricerca del trascendentale. Sì, e sto leggendo, addirittura mi sto leggendo Messori, ipotesi Gesù.
Ieri io vado, se frequento la messa, vado a messa e sono rimasto un po' perplesso. Capisco che la Chiesa è universale, il messaggio della Chiesa non riguarda l'italiano, non riguarda gli italiani, riguarda tutti, tutto il mondo, secondo il messaggio della Chiesa. Ora, ascoltando però durante la messa il parroco che mi dice, dice dobbiamo sì pensare anche agli altri, soprattutto agli altri, d'accordo su questo, nulla da dire. Poi a un certo punto se ne esce con dobbiamo stare attenti anche per chi votiamo, anche sul fatto ad esempio ora del Marocco. Potevano, insomma, ha fatto capire che potevano accoglierli. Dice noi, quando ci fu il problema dell'Albania, che vennero, mi pare a Brindisi, dice io e altri 10 siamo andati, il vescovo è riuscito a entrare, tutti insomma io volevo intervenire, non me la sono sentita di intervenire, però che dobbiamo fare? Ma perché non andiamo perché non dicono andiamo ad aiutarli a casa loro e sviluppiamo l'economia, le fabbriche, le campagne, gli orti, l'acqua, tutto qua. Questo bisogna anche dire, e che qualche vescovo lo dice. Invece qua Zuppi, il cardinale, il vescovo Zuppi, come si chiama, mi pare che proprio è tutto il contrario, compreso questo parroco che ieri ha fatto la messa. Scusa lo sfogo, Antonino, scusa. No, questi sono i danni del bergoglinismo, grazie a te, che purtroppo hanno fatto finire la Chiesa Cattolica, che un tempo mandava un fraticello nella segreteria di Fanfani e gli diceva semplicemente in alto si chiede un passo indietro per il bene della nazione, e Fanfani capiva che Sua Santità Paolo VI non lo voleva Presidente della Repubblica, abbozzava, si succhiava la caramella amara e si ritirava dalla corsa al Quirinale. Oggi abbiamo questi preti con l'odore delle pecore che ti dicono pure che se vuoi essere un buon cristiano devi essere del PD, perché se voti per la Lega perché vuoi il controllo dell'immigrazione poi non sei un buon cattolico. E poi si lamentano che l'8 per 1000 crolla. E indovina perché? Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Antonino. Antonella, buondì. Ho sentito, salve, no, io mi sono permessa di sentirla perché ho sentito che, se è vero, però l'ho sentito adesso da un ascoltatore che abbandona il discorso con la radio. Da quando e non ho capito bene. Alle ore 14 del 14 di agosto. Ah, perfetto, allora abbiamo ancora qualche giorno, no? Io mi sono permessa di chiamare perché poi magari non riesco più. Anche se in passato abbiamo avuto, e so che la pensiamo diversamente su tantissime cose, volevo ringraziarla, ma soprattutto per le canzoni che lei mette. Le consiglio del discorso di Sanchez, magari se ci fa sentire la canzone della Raffaella Carrà, quella di Pedro, così dedicata. Lo trovo splendido. Infatti una bellissima canzone dedicata al Fabiano, perché lui sappiamo tutti essere della società fabiana, messo lì dalla società fabiana come tanti socialisti, e come magari la signora Bonino e tanti altri che fanno parte della società fabiana. Lo zio d'America, quando si sono visti l'ultima volta in Turchia, ma gliel'ha detto in tutti i modi: tu sei un bad boy, sei una persona cattiva, e quindi piano piano le cose lui poi le fa pagare a modo suo. C'è un progetto dietro che io continuo a portare avanti, a sostenere il progetto dei MAGA, il progetto dell'America di Trump e il progetto della sua amministrazione, che piano piano si fa, dobbiamo essere noi, si sta facendo vedere, dobbiamo essere noi ad avere il cuore aperto e gli occhi aperti per capire i cambiamenti che ci sono in atto e che sono già successi. Questa è solo una epifania, una manifestazione di quello che è già successo già dal 2016 nella prima amministrazione Trump,
che nessuno si aspettava, soprattutto questo deep state maledetto, non si aspettava che arrivasse nel 2016, ma piano piano si sta manifestando. Ecco, io volevo appunto dire, salutarla, ringraziarla, poi se avrò modo magari. Non la pensiamo assolutamente nello stesso modo sul discorso Ucraina, sul discorso Russia. Tanto io adoro il popolo russo, adoro la cultura russa, adoro tutto quello che è. E il popolo russo e la Russia non sono nostri nemici, anzi ce li fanno passare per nemici, perché sotto c'è tutto anche lì un progetto voluto dal Deep State per destabilizzare la Russia, che è l'unica potenza che può sconfiggere questo satanismo e questo Deep State. Quindi anche lì ci sono delle cose difficili magari da approfondire, ma una volta capite, grazie a Dio, tanti hanno aperto gli occhi, perché come diceva Jodorowsky, il grande risveglio c'è stato. E quando comincia il risveglio? Poi io ho altre due telefonate in coda, però. Grazie mille. No, scusi, tolgo il disturbo. Tantissimi auguroni e grazie di tutto. Metta Pedro, dai, così ridiamo un po'. Grazie. Vabbè, dai, per favore Simone, puoi preparare Pedro di Raffaella Carrà? Abbiamo altre due telefonate. Qui nessuno ce l'ha con la Russia, ce l'abbiamo col putinismo, che è un'altra cosa. Pronto, chi è là? Pronto, sono io? Sì. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Una considerazione piccola sull'intervento dell'ascoltatore di prima, sul fatto di aiutarli a casa loro. Secondo me non hanno nessuna voglia di essere aiutati a casa loro, ma vogliono venire qua per conquistare casa nostra. C'è una stele emblematica all'isola del Gigio, che è datata più o meno 200 anni fa, che parla dell'invasione dei 2000 tunisini che vengono respinti. Cioè, io non credo proprio al fatto che abbiano bisogno di fabbriche, palazzi e di vivere all'occidentale. Non lo so, penso che loro vogliano vivere qui a spese nostre e conquistare questo territorio qua. Un abbraccio a tutti. Buongiorno. Grazie ancora. Altra telefonata, pronto, chi è là? Salve, buondì Antonino, sono qui. Mimmo, come stai? Sì, sto bene, per il momento ci stiamo fuori dal letto, l'importante è quello. Niente, io volevo fare due considerazioni. Prima cosa sulla questione di Bologna, la magistratura ha detto che è stato un attentato fascista. Se è stato un attentato fascista, perché non hanno chiuso tutte le indagini, sono ancora dietro a vedere chi è stato, chi non è stato? Prima cosa, anche perché loro parlano di fascismo e il fascismo era il regno dell'Emilia Romagna e delle terre rosse, Liguria, Toscana, Umbria, Marche. E quelle lì erano regioni fasciste, proprio fasciste nel vero senso della parola. Questi qui rimpiangono di non essere andati al potere dopo la distruzione della democrazia cristiana per successione di diritto di successione praticamente. Loro volevano andarselo a comandare, ma la gente di quelle persone lì di quelle persone lì non si fidano, perché il Partito Comunista è morto dopo Berlinguer. Questi non sono comunisti, questi sono dei Volta Gabbana, che sono metà democristiani e comunisti molto, molto lontani. Ecco, poi un'altra cosa, riguardo alla Chiesa che diceva che faceva politica, questi qui non si ricordano che quando predicano le parabole di Gesù Cristo, che a 12 anni andò nel Tempio e mandò fuori tutti i preti perché parlavano di tutto tranne della religione. Ecco, siamo diventati così. Loro stanno applicando la cosa, cari figlioli, siamo tutti fratelli, ma quando c'è da mangiare ognuno a casa vostra, ognuno va a casa vostra, capisci? E stando in Italia loro non vanno più a fare le missioni, perché qui guadagnano molto di più, perché qui la gente aiuta veramente chi c'ha bisogno. Loro i soldi li incamerano per fare delle azioni sporche. In effetti sono sempre sotto inchiesta la Banca del Vaticano. Tutto qua. Vabbè, questa francamente è un'uscita da bar che non condivido, visto e considerato che i soldi dello IOR servono per aiutare tanti disgraziati nel mondo.
e visto e considerato che dal pontificato di Bergoglio in poi, ma prima già con Ratzinger, il Vaticano si è dotato di apposite norme sulla trasparenza finanziaria, tant'è vero che di scandali non ne sono successi più. Poi possiamo discutere se definirla Banca Vaticana oppure no, ma vorrei ricordare quello che diceva la Thatcher: nessuno ricorderebbe il buon samaritano solo per quello che ha fatto e che aveva i soldi per poterlo fare. Quindi cerchiamo di non cadere in queste chiacchiere a bar, dovrebbero essere poveri, e poi il mangiare ai poveri come glielo compri se soldi non ne hai. Con questo chiudiamo qua. Raffaella Carrà, Pedro Pe, praticamente il meglio di Santa Fe pure delle Canarie, 1980, a più tardi alle 12 con Capitaneria di Porto. Grazie a tutti. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro Pe, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro Pe, fidati di me. Altro che ragazzino che per